Buongiorno ragazzi, i miei di questi giorni sono un po' dei consigli di lettura un po' strani e particolari, perché quello che vi sto consigliando sono dei classici. Allora, vi ho consigliato l'altra volta Il giro del mondo in 80 giorni, molto conosciuto, ma oggi vi consiglio un libro bellissimo che non so però quanto sia conosciuto, ma è un classico. Vi leggo le prime pagine e poi vi dico che libro è. Una volta c'era in Cina un cinese vestito di blu ed arancione che si chiamava Chong Chong Blu. Aveva i pantaloni blu, la giacca arancione, le pantofole blu, le calze arancione e in tasca aveva un fazzoletto arancione e una pipa blu. Anche i suoi capelli erano blu scuro, ma la sua faccia non era arancione, era gialla. Tonda come un pompelmo, anche se era nato in Cina tra i mandarini, quei mandarini che sono le arance della Cina e che hanno il colore delle arance e che perciò sono arancione, anche se sembrano arancine. Ciccio Blu aveva un cane tutto arancione e lo chiamava Blu, che nella lingua dei cinesi vuol dire arancione. No, però non lo chiamava mica Blu perché era arancione, ma perché quando abbaiava invece di fare bu 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 come gli altri cani faceva blu blu blu. Non so perché. Aveva anche un gatto tutto blu e Chon lo chiamava Arancion, che nella lingua dei cinesi vuol dire blu. Ma quello strano gatto, quando mi agolava, non mi agolava mica il suo nome come il cane, ossia non faceva arancion, arancion, faceva invece miau, miau, miau come i gatti italiani, perché quel gatto cinese preferiva miagolare in italiano. Tanto è vero che miau, che sembra una parola cinese, è invece una parola italiana e vuol dire proprio miau. Però quando faceva le fusa, invece di fare ro, 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 faceva ra, ra, ra. E questo è l'inizio divertentissimo di un libro pazzo e divertente che si chiama Chong Chong Blu ed è scritto da Pinin Carpi, lo scrisse nel 1968. I tempi in cui scriveva anche Gianni Rodari, di cui quest'anno si ricordano i 100 anni. Pinin Carpi, tra l'altro, era figlio d'artista perché il papà Aldo Carpi era un famoso pittore che tra l'altro finì anche in campo di concentramento, prima a Mauthausen e dopo a Gusen. A Gusen scrisse anche un terribile diario dove ci sono molti schizzi presi proprio nel campo di concentramento e questa sua bravura lo salvò dalla morte. Ma lasciamo perdere questi discorsi molto molto tristi e torniamo a questo libro. Provatelo a leggerlo, è un libro pazzo ma è divertentissimo ed è un classico e vale la pena di leggerlo. Ciao!